A Natale pronto il piano di fusione tra Veneto Banca e Popolare di Vicenza. L'ha annunciato oggi a Milano il presidente della Vicentina Gianni Mion, che ha alzato il tiro sul piano di esuberi dell'Istituto Berico. Oggi sui giornali i sindacati annunciavano 700 posti a rischio, definiti insufficienti dal presidente, che già a suo tempo aveva stabilito in 1300-1500 la quota esuberi. Una situazione che tiene sulla corda il mondo produttivo veneto e trevigiano, soprattutto delle piccole aziende, per lo più artigiane. Tanti infatti sono azionisti, correntisti, come persone e come imprese in tutti e due gli istituti. Noi la vediamo comunque male perché ormai diciamo che la situazione è quella che è, ha rovinato tutti gli imprenditori, gli investitori, le famiglie e questo chi ne ha più ne metta. Il problema è che i soldi persi vedo difficile che possano essere recuperati in qualche modo. Artigiani convinti che difficilmente rimarrà la disponibilità al credito attuale, una volta che le due banche diventeranno una sola. Non capiamo se per noi imprenditori ci saranno dei finanziamenti supplementari, ci saranno delle agevolazioni, ci sarà la disponibilità di queste banche ad aiutarci a crescere. Oppure ci sarà il taglio dei fidi di Castelletti, visto che magari molte aziende hanno fidi di Castelletti sia su Popolare Vicenza Veneto Banca. Questo lo abbiamo già parlato con le banche ed è una cosa che non deve succedere. Artigiani che sperano nella giustizia e nella commissione d'inchiesta parlamentare, anche per avere un po' di ristoro, soprattutto per chi ha dovuto acquistare azioni dalle banche a garanzia del credito richiesto. L'azione di responsabilità va benissimo, però io mi domando anche dove era Banca d'Italia e la Consob con le loro strutture.